Così iniziamo. La porta. Così almeno non le muovo. Allora, buonasera a tutti, benvenuti. In questa serata cerchiamo di darvi qualche consiglio utile per evitare di cadere in qualche truffa. La cosa era una cosa che è stata già fatta dall'altra parte. Avevamo già fatto un altro incontro, diciamo ormai l'anno scorso. Non so se qualcuno di voi c'era già, nell'eventualità, se non c'era ve lo presento. Oggi interverrà il capitano Caterino, che è il comandante della compagnia dei carabinieri di Bitti, di cui abbiamo il piacere di avere qua con noi, che ci illumina su queste truffe, così evitiamo di cadere in questi tranelli che arrivano all'ordine del giorno. Anche stamattina mi hanno chiamato a me, per esempio. Stanno arrivando molti chiamati al numero di Cagliari, per esempio, con il prefisso di Cagliari, quindi attenzione, a maggior ragione. Va bene, vi lascio nelle mani del comandante, il capitano Nicola Caterino, poi faranno le sue presentazioni. Va bene? Buon proseguimento. Buonasera a tutti, mi ha già presentato il buon Giorgio. Sono qui per parlarvi nuovamente, vedo alcune facce che l'ultima volta erano presenti, alcune nuove. Diciamo che il mio scopo è quello di cercare di diffondere il verbo quanto più possibile, quindi maggiore è la platea naturalmente e maggiore è il numero di persone che non hanno assistito alla volta precedente. Sono più contento perché automaticamente cerco di diffondere il verbo nel migliore dei modi e a quanta più gente possibile. Naturalmente per l'uniforme che vestiamo, quest'oggi vi tratterò fondamentalmente delle truffe del sedicente carabiniere, però considerate che è un argomento, uno, molto vasto, due, è un argomento anche che si può ben generalizzare, che non è che esiste solamente la truffa del finto carabiniere, esiste anche la truffa del finto avvocato, del CUP, piuttosto che tanti altri tipi di truffa che adesso comunque vedremo un po' più nel dettaglio per darvi un po' un piccolo inquadramento e farvi capire più o meno com'è che funziona il meccanismo, come cercano di trarre voi in inganno. A proposito delle truffe, un piccolo, giusto per iniziare ad inquadrare la truffa. Sì, volendo. Sì, come no. Aspetta. Sì. Mi vedete bene? Sì. Mi sentite tutti? Perfetto. Giusto un piccolo inquadramento nell'articolo 340 del codice penale. Qui chiunque con artifizi o raggiri, ok? Sottolineo artifizi o raggiri, induce l'alunno in errore, procura assieme ad altro un ingiusto profitto con l'altrui danno. Il delitto è punibile a querela della persona. Querela della persona offesa vuol dire che dovete venire in caserma piuttosto che chiamate il 112 e ci dite: hanno tentato di truffarmi, piuttosto che mi hanno fatto una truffa perché non mi trovo più i soldi sul conto. Ok? A proposito delle truffe, come vi dicevo prima, abbiamo diversi tipi di truffa. Per iniziare, quella di cui vi tratterò adesso è quella del cosiddetto finto carabiniere, che ripeto, naturalmente essendo questo uniforme cerco di tutelare voi e naturalmente anche l'uniforme, e allo stesso tempo vi parlerò poi anche di quelli che sono altri tipi di truffa che non riguardano soltanto il finto carabiniere. E poi c'è lo spoofing. Quindi, un attimo solo che è bloccato. In secondo luogo poi lo spoofing. Come vedete, il numero dei carabinieri sul display mandano i soldi, il nipote smaschera la truffa. Questo è spoofing. Che cosa vuol dire? Vuol dire che sul vostro numero di telefono, sul vostro cellulare, perdonatevi, apparirà un numero. Quel numero molto spesso è riconducibile a chi? Magari a una caserma dell'Arma dei Carabinieri. Quindi vi uscirà quel numero, vi chiameranno, vi diranno guardate, siamo i carabinieri di Bitti piuttosto che i carabinieri di Lula o di qualsiasi altra caserma. Voi andate a controllare, vi chiederanno naturalmente di controllare anche il numero,
che vi ha chiamato su internet, andrete a controllare, effettivamente vi uscirà il numero della caserma dei carabinieri di Bitti, ma non è detto, ok, non è detto che quel numero sia effettivamente della caserma, può essere una maschera, inteso in questo senso, ok? Quindi è semplicemente un numero maschera che maschera quello che è il numero reale, che è totalmente diverso. Ok, da davanti nel pazzino, ha detto di impazzire, perdonatevi. No, mi sa che massimo se vorrei tutto giro con questo qua. Allora, quello di cui, perdonatemi il ritardo, di cui vi stavo accennando precedentemente, era tutto il finto carabiniere. Uno degli autori ha il ruolo di telefonista, quindi vi arriverà fondamentalmente la chiamata, contatta naturalmente la vittima e dopo essersi qualificato come appartenente all'Arma dei Carabinieri o anche come avvocato, per quello che dicevo, non solo c'entra la nostra uniforme, ma è un tipo di truffa che si può adattare a qualsiasi tipo di lavoro, avvocato, commercialista, piuttosto che tanti altri mestieri, la informa che un parente, il figlio, piuttosto che il nipote è rimasto coinvolto in un incidente oppure ha avuto dei problemi con la giustizia. Automaticamente queste persone che cosa fanno? Puntano su quelli che sono i vostri sentimenti, perché iniziano a tirare in gioco chi? La famiglia. Automaticamente chi è che di voi non si preoccuperebbe immediatamente per il proprio figlio piuttosto che per il nipote o la nipote, e quindi inizia subito a pensare chissà che cosa è successo, chissà che cosa ha fatto. Sono naturalmente delle tecniche fondamentalmente volute per cercare di mandarvi in confusione, perché nel mentre state pensando a vostro figlio che ha avuto un incidente piuttosto che è incappato in problemi con la giustizia, naturalmente non pensate a tutto ciò che vi dirà poi quest'altra persona, quindi sarete anche più invogliati non a cercare di capire ma sono effettivamente i carabinieri che mi stanno chiamando, no, al contrario, cercherete di capire ma come sta mio figlio, che problema ha avuto, che cosa devo fare per poter risolvergli il problema e poterlo aiutare. Quindi puntano fondamentalmente a quelli che sono i vostri sentimenti per prima cosa. Quindi è rimasto coinvolto in problemi con la giustizia o di polizia. Un secondo telefonista naturalmente operando in raccordo con il primo telefonista che sarebbe quello che vi ha chiamato, poi automaticamente questa seconda persona, questo secondo soggetto si presenta successivamente poi a casa vostra per riscuotere tutto ciò che il primo telefonista, quindi quello che vi ha chiamato, avrà pattuito con voi. Quindi per cercare di togliere vostro figlio, vostro nipote, vostra figlia dai guai, dovete cacciare una somma di denaro piuttosto che gioielli, monili in oro, tutto quello che potete fornire, e li dovrete consegnare a chi? A una seconda persona che come incaricato verrà davanti a casa vostra a bussare alla porta e a chiedervi automaticamente tutti i soldi che avevate pattuito. Naturalmente con questo che cosa vi voglio ricordare? I veri carabinieri, ricordatevi sempre che non chiedono soldi alla popolazione perché non ne abbiamo bisogno, ok? Quindi noi non chiediamo nessun tipo di soldo alla popolazione, nessuno, per prima cosa. Quindi già questo
dovrebbe essere motivo per farvi pensare. Nel momento in cui vi chiamano i carabinieri e vi dicono tuo figlio sta male, ha avuto questo incidente piuttosto che quest'altro problema, dovete darci una somma di soldi, negativo, non funziona così. Già lì iniziate a capire che c'è qualcosa che nel meccanismo non funziona, ok? Quindi vuol dire che non sono carabinieri, perché i carabinieri a casa vostra a chiedere i soldi non ci vengono per telefono, SMS, a casa vostra piuttosto che in piazza, piuttosto che non esiste proprio. E quindi adesso parliamo dello spoofing. Come vedete, ho messo anche l'immagine della polizia che sta chiamando per farvi capire un po' meglio. È la tecnica, diciamo, volta a falsificare l'identità di mittente. Quindi materialmente vi esce che quel numero sì, sarà il numero dei carabinieri di Bitti, ma materialmente non è così. Si spacceranno per i carabinieri di Bitti, andrete su internet e vedrete che effettivamente quel numero poi risulta come la caserma carabinieri di Bitti, ma in realtà non sono i carabinieri di Bitti, perché riescono ad utilizzare una maschera che gli permette di mascherare, perdonatemi il gioco di parole, il numero reale. Quindi, come vi dicevo, utilizzano un numero che corrisponde a quello utilizzato da una delle stazioni, naturalmente caserme, inteso in senso generale, sul territorio, invitandolo a verificare anche su internet, al fine di guadagnare che cosa? La vostra fiducia, perché uno effettivamente vede il numero, va su internet, legge carabinieri di Bitti, è portato magari un po' di più a pensare che quelli possano essere i carabinieri. Anche qui però ritorniamo sempre al concetto che vi avevo detto prima, ovvero che i carabinieri i soldi ve li chiedono? Esattamente. I carabinieri i soldi non ve li chiedono. Adesso trattiamo un po' anche altri tipi di truffa che sono sì collegati naturalmente a questo uniforme, ma vi possono avvenire, diciamo, nel quotidiano, collegati anche a tanti altri fattori e a tanti altri mestieri. Primo è il phishing, diciamo che è una delle truffe madri, perché poi vedremo che quelle successive derivano fondamentalmente da questi, cambia semplicemente la modalità, ma la truffa fondamentalmente è sempre la stessa. Phishing perché, come nell'immagine vedete, phishing ricorda un po' il cercare di pescare, quindi per la legge dei grandi numeri, prima o poi, se provo 1, provo 2, provo 3, provo 4, provo 5, al sesto magari mi va bene e la truffa la riesco pure a fare, no? Quindi come buttare l'acqua, il pesce che capita lo riesco a prendere. Per quanto riguarda il primo, il phishing come vi dicevo, cambia semplicemente la modalità. Perché? Perché il phishing avviene prettamente tramite email, quindi quando vi arrivano delle email strane sul vostro account. Phishing invece è collegato al phishing perché riguarda la V, sta per voice, quindi voce, ovvero al telefono, ok? Quindi quando vi chiamano. Smishing, SM, sta per SMS, quindi è tutto quanto ricollegato naturalmente al phishing, ma cambia semplicemente la modalità. Primo per l'email, il secondo nel momento in cui vi chiamano al telefono e nel terzo invece è tramite gli SMS. Per quanto riguarda il phishing, come vi accennavo, realizzata naturalmente attraverso la rete internet, si concretizza attraverso messaggi di posta elettronica ingannevoli. Naturalmente in questi messaggi possiamo trovare di tutto, possiamo trovare scritto arma dei carabinieri, piuttosto che CUP, piuttosto che commercialista, piuttosto che avvocato, Tizio e Caio, quindi lo possiamo estendere a qualsiasi ambito. Naturalmente quello in cui non dovete cascare è che nel momento in cui vi arrivano queste email, nella maggior parte dei casi rappresentano che cosa? Vi indicano dei link, quindi dei link che voi dovete cliccare e nel quale poi cercheranno di rubarvi tutti quanti i vostri dati, perché sono fatte talmente bene queste truffe. Inizialmente era un po' più semplice riuscire a capire se fosse una truffa o meno. Adesso sono diventate un po' più complesse perché riescono a ricreare anche magari le maschere
del sito dell'amministrazione Arma dei Carabinieri, quindi tramite quel link magari vi sembra di essere proprio davanti il sito dell'Arma dei Carabinieri, ma in realtà non è così, perché loro tramite quel link vi chiedono di inserire i vostri dati, ok? Quindi sono i vostri dati personali, account, password, email, piuttosto che anche dati bancari, quindi il numero della carta di credito con il codice. Poi nel momento in cui andate ad inserire quei dati vi sembra di essere lì sul sito dell'Arma dei Carabinieri piuttosto che sul sito di Amazon, piuttosto che delle poste italiane, ma in realtà state inserendo dei dati su un sito che poi li trasmetterà su una maschera naturalmente, quindi è finto, è come se fosse un'immagine che poi invierà quei dati ai truffatori e da lì non si può fare più niente, perché una volta che li avete mandati quei dati sono in possesso, i truffatori li hanno già graffiti. A me per esempio capitò, pensandoci una volta, una cosa simile, fortunatamente però vi assicuro che era identico, tramite l'applicazione di Booking avevo intenzione di prenotare un alloggio, una villetta per passare l'estate, e tramite l'applicazione arrivai a questo alloggio, ma ci arrivai tramite internet, quindi non tramite l'applicazione. La cosa simpatica qual era? Che tramite internet mi usciva questo alloggio, Booking, la villetta, fantastico, quindi proprio in quel periodo, proprio a quel prezzo, un prezzo stracciatissimo che non vi dico proprio, e quindi uno magari era anche invogliato ad andare, però ho detto voglio fare tutto tramite l'applicazione, perché l'applicazione è l'unica garanzia che io ho. Su internet si può trovare di tutto, su internet qualsiasi link cliccate, su Google, piuttosto che vi può riportare a un mondo. Sull'applicazione siete sicuri che almeno quella l'avete installata sul telefono ed è di quel produttore, quindi non potete sbagliare, tra virgolette, ok? La cosa divertente qual è? Che poi andavo su Booking, ricercavo quella villetta, quello stesso periodo, e non trovavo assolutamente niente. Quindi questo per dirvi che cosa, ingegniamoci, nel senso, facciamo una doppia verifica. Nel momento in cui vediamo una qualche mail strana, un SMS strano, una chiamata strana, qualcuno che vi dice di essere carabiniere piuttosto che avvocato, una verifica in più non ci costa niente. Sì, arrivo subito, verifico un attimo, piuttosto che controllate su internet, bello, bellissimo, Booking, però vado a fare la doppia verifica dove? Sull'applicazione, perché sull'applicazione sono sicuro che al 99, non dico al 100%, ma al 99,9% dovrebbe essere quantomeno una garanzia più sicura, e quantomeno se lo fate tramite l'applicazione siete anche coperti, perché sono loro che sbagliano nel momento in cui doveste ritrovarvi nei guai e non è colpa vostra. Questo per quanto riguarda il phishing. Il phishing, come già vi accennavo, è tutto fatto tramite telefono. Quindi vi arriva la chiamata dove diciamo, questi truffatori si spacciano per qualcuno che non sono. Contattano a mezzo telefono la potenziale vittima fingendosi operatori di un'azienda, come l'istituto bancario, anche la banca, può succedere anche questo, dissimulando degli servizi. Quindi vi chiamano, vi dicono siamo gli operatori della banca e abbiamo notato che sul vostro conto corrente c'è un ammanco di 250 euro, oppure sono state fatte delle operazioni fraudolente. Ok? Naturalmente lì subito il vostro istinto, oddio, mi hanno truffato, la prima cosa che una persona penserebbe, va bene? Lo fanno apposta perché in quel momento cercano di prendere la vostra fiducia, ok? E di farsi dare naturalmente che cosa? I vostri dati dell'account bancario, perché tramite la scusa sono stati effettuati dei movimenti sospetti sul vostro conto corrente, datemi i vostri dati che controllo subito. Automaticamente la prima cosa che una persona fa giustamente dice sì, ti metto subito a disposizione, e quindi iniziate a dare i dati, l'email piuttosto che la password per accedere all'home banking oppure alla carta del bancomat o alla carta di credito. Automaticamente avete ceduto tutti i vostri dati per via telefono a una persona totalmente sconosciuta, e da lì che inizia la vera truffa poi. In forme più complesse di artificio, oltre alla chiamata dalla vittima, viene ricevuto anche un messaggio sul telefono con un codice.
che l'operatore naturalmente chiede di leggere. Sono tutti quanti meccanismi che diciamo queste persone cercano di indurvi per farvi cascare nella truffa, per cercare uno di darvi fiducia, due per cercare di ottenere tutti i vostri dati, quindi la vostra password piuttosto che l'email. E serve oltretutto ad autorizzare alcune operazioni che non potrebbe autorizzare. Ricordatevi che i tempi oggi sono piuttosto particolari, intelligenza artificiale, c'è la possibilità di riprodurre la voce di persone a voi care, conosciute, con lo schiocco delle dita, piuttosto che tramite un computer. Quindi sta diventando tutto quanto più difficile cercare di iniziare a distinguere soprattutto la realtà dalla finzione. Quindi fate anche attenzione soprattutto perché non escludiamo che dall'altra parte ci sia una persona che cerca di imitare magari in qualche modo vostro nipote, che in quel momento vi può sembrare la voce di vostro nipote, se non addirittura può imitarla attraverso l'utilizzo di intelligenza artificiale o comunque di altri software e strumenti. Lo phishing, in questo caso siamo nell'ultimo caso che già vi accennavo, quindi tramite SMS. Deriva dalla contrazione della fusione delle parole inglesi SMS e phishing, come già vi dicevo prima. Anche qui nella fotografia vediamo l'esempio, è il collegamento telefonico con i carabinieri, gestione dispositivi con un link. Quel link automaticamente vi rimanda a che cosa? Ad una pagina dove dovrete inserire magari dei dati, se non addirittura attraverso quel link si crea un collegamento con il vostro telefono e cercano attraverso naturalmente tecniche che non sto qui a spiegarvi, di rubare tutti quelli che sono i vostri dati, quindi password, accesso al telefono, piuttosto che fotografie, piuttosto che tutti i file che sono presenti all'interno del dispositivo. Okay? Negli ultimi mesi stanno aumentando, come vi accennavo prima, le segnalazioni dei cittadini che ricevono degli strani SMS. L'SMS che sembra ad esempio quello del CUP piuttosto che l'ASL o anche addirittura l'ospedale. Attraverso, come vi dicevo prima, un link, quindi vi inseriscono quella stringa blu che avete visto prima, quello è un link, e da qui sono seguiti i seguenti messaggi. Q. Sono disponibili nuove informazioni sanitarie a suo nome, acceda subito al link per visualizzarle. Oppure, gentile utente, risulta una comunicazione urgente riguardo la sua visita medica, clicchi qui per maggiori dettagli. Cliccando sul collegamento, come vi dicevo prima, succede tutto ciò che vi ho già spiegato, quindi o riescono ad accedere oppure vi chiedono di inserire ulteriori dati, quindi vi state fornendo anche voi, ok, quei dati. Oppure attraverso una telefonata. Per informazioni urgenti su una pratica sanitaria risponda a questo SMS oppure vi richiedono di richiamare quel numero. Naturalmente evitate di richiamare e di cliccare quei link. Piuttosto, come vi dicevo prima, prova e controprova, si vede un attimo qual è il numero del CUP e chiamate proprio il numero verde del CUP per capire: ma per caso mi avete cercato, mi avete mandato, piuttosto che anche l'ospedale, piuttosto che la clinica, per caso mi avete cercato, mi avete mandato un messaggio, avevate bisogno di me? Perché giustamente non vi fidate. Quindi il consiglio che do naturalmente è di fare sempre un check, un'ulteriore verifica. Perché la truffa è pericolosa? Perché durante la telefonata cercano di ottenere quello che vi dicevo prima, i vostri dati personali, codici di accesso alle applicazioni anche bancarie piuttosto che postali, oppure fanno attivare servizi a pagamento anche senza che ve ne accorgiate. Quindi vi ritrovate la bolletta a casa più cara piuttosto che il servizio, il giornaletto a casa ogni settimana senza neanche che abbiate chiesto nessun tipo di giornaletto da ricevere direttamente a casa, ok? E ve lo trovate però addebitato naturalmente sul vostro conto corrente. Naturalmente quello che ci tengo a dire innanzitutto è farvi capire che ci sono diversi modi per riuscire a truffare tante persone.
Dall'altro lato però dobbiamo anche considerare che tante di queste agenzie, piuttosto che ospedali, piuttosto che addirittura anche il CUP, utilizzano anche SMS piuttosto che chiamate, piuttosto che email per contattarvi, perché tanto i mezzi, bene o male, sono quelli. Quindi dobbiamo imparare fondamentalmente a fare che cosa? A capire quando è una truffa o potrebbe essere una truffa e quindi evitare e cercare di capire se effettivamente lo è o meno, e quando invece è un messaggio sì, del CUP piuttosto che della clinica o anche dell'ospedale, ok? Perché alcuni enti sanitari certificati possono realmente inviare degli SMS piuttosto che email. In ogni caso il consiglio è di evitare di rispondere e fare riferimento esclusivamente al canale ufficiale del CUP. Quindi, come vi dicevo, cercare di trovare un riferimento fisso che vi possa dare una risposta sicura. Come riconoscere SMS truffa? Come già vi accennavo precedentemente, fino a qualche anno fa era piuttosto un po' più semplice, diciamo, riuscire a riconoscere SMS truffa. Perché? Perché molto spesso c'erano degli errori, piuttosto che non potendo, diciamo, questi anche tramite le email riprodurre determinati domini, perché il dominio della mail carabinieri è arma dei carabinieri @carabinieri.it, per farvi un esempio. Loro non potevano riprodurre quel dominio perché venivano automaticamente bloccati, quindi c'erano degli errori diciamo che piuttosto grossolani che potevano apparire nella mail, quindi leggevate arma dei carabinieri, quindi senza la i, piuttosto che, capite la differenza, non era arma dei carabinieri, ma l'errore grossolano arma dei carabinieri piuttosto che una i mancante da una parte o dall'altra, per cercare di indurre, perché nel momento in cui io leggo velocemente la mail mi sembra di leggere arma dei carabinieri, ma in realtà non è così. Voi state leggendo arma dei carabinieri, che non è il dominio della mail nostra, per farvi un esempio molto banale. Oppure anche errori di scrittura, errori di ortografia all'interno proprio della mail, dove vi mandavano questi messaggi, come quello del CUP che abbiamo visto prima, magari ci poteva essere qualche errore di ortografia. Adesso si sono perfezionati naturalmente nel tempo, facendole tante volte, è anche un po' più difficile riuscirli a scovare, ok? Quindi facciamo attenzione. Richiesta di rispondere naturalmente a telefonate, link sospetti, messaggi troppo generici, e ritorniamo sempre qui poi al discorso che vi facevo prima, toni allarmanti, quindi iniziano a puntare a che cosa? Alle vostre emozioni. Dovete rispondere, è urgente, piuttosto che pregasi quanto prima di rispondere a questa mail. Perché? Perché vi iniziano a mettere fretta. Nel momento in cui vedo che vi scrivono i carabinieri e vi dicono è urgente, c'è questa pratica che dobbiamo andare avanti, automaticamente nel cervello si innesta un meccanismo che ci porta non più a vedere tutto il quadro generale, ma a leggere semplicemente arma dei carabinieri, devo rispondere, devo subito farlo perché altrimenti vengono a casa e mi si portano. Ok? Un esempio molto banale. Quindi per quello puntano a quelli che sono i vostri sentimenti, la vostra ansia, la vostra fretta di fare le cose, piuttosto che i parenti, i familiari, cercare di entrare nelle vostre emozioni. Si prega di contattare con urgenza i nostri uffici CUP, centro unico primario, al numero, e qui si mette il numero perché vi istigano naturalmente a chiamare. Nel momento in cui chiamate è lì, ripeto, che inizia poi la vera truffa. Ok? Quindi negativo. Non tutti i messaggi sono truffe, come vi dicevo prima, ma bisogna verificare. Verificare è sempre la scelta giusta. Quindi informarsi e condividere queste informazioni aiuta a proteggere se stessi e chi ci sta vicino. Questo è, diciamo, il fulcro del perché io sono qui a cercare di farvi capire, quantomeno nel modo più semplice possibile, spero, come funziona tutto il meccanismo di queste truffe e soprattutto darvi anche qualche aiuto su come magari evitarli. Come vi avevo già detto prima, qui sono riassunte tutte quante, semplicemente abbiamo il phishing, nell'immagine si vede no call RD, quindi la persona che chiama attraverso il telefono, phishing ricorda il telefono con la mail, smishing invece ricorda il telefono con l'SMS
ed il link naturalmente è annesso in entrambi i casi. Quindi naturalmente cosa fare? Questa è una locandina che distribuiamo regolarmente, si trova su internet naturalmente dell'app per cercare di non farsi truffare. Diffidare di internet, email e messaggi, quindi ritorniamo sempre allo stesso punto: fare un check, verificare se effettivamente può essere una truffa o meno. Limitare la confidenza al telefono con numeri sconosciuti, e soprattutto in caso di gente che si presenta a casa vostra, ok, dice siamo carabinieri, dobbiamo entrare, dobbiamo prendere tutto ciò che abbiamo pattuito con il collega al telefono. Negativo. Ricordiamoci sempre la stessa cosa: i carabinieri i soldi non ve li chiedono, ok? Non aprire la porta naturalmente a sconosciuti, non condividere telefonicamente i dati personali, e qui ritorniamo a quei dati che vi dicevo prima, quindi password, email, piuttosto che numeri di carta di conto corrente o della banca, ok? Quindi non vanno assolutamente condivisi. Non sappiamo mai se dall'altro lato oltretutto poi c'è una persona che sta registrando oppure no, quindi in ogni caso, pure se non è una truffa, magari qualcuno che c'è il telefono registra pure le chiamate e comunque si registra che porta tutti quanti i vostri dati. Penso che non faccia piacere assolutamente a nessuno. Installare naturalmente un programma antivirus tenendolo aggiornato. Questo è per cercare di evitare di avere virus nel momento in cui magari cliccate il link. Diciamo che più aggiornati sono i programmi antivirus e meglio è. Con questo io ho terminato. Quella è l'immagine di un simpatico video che potete trovare su internet, uno spot dell'arma, molto simpatico, proprio giusto di un minuto, e che invita naturalmente tutta la popolazione a non cascare nelle truffe, a non seguire questi truffatori. Io ho terminato, se avete dubbi, domande, sono a vostra disposizione. Qualcuno c'ha qualche domanda, avete qualche Io volevo chiedere questo. Con tutte le prenotazioni sanitarie che ci sono tramite Q, i messaggi arrivano in una maniera allucinante e quindi viene molto difficile distinguere la provenienza, a meno che uno non sappia che in quella giornata ha fissato l'appuntamento. Però arrivano giorni prima in cui si chiede confermare la presenza o meno, quindi viene un po' difficoltoso, specialmente con come stava spiegando lei. Quindi uno che non è al corrente all'interno di questo stato, diciamo, ci casca. Allora, lo scopo dei truffatori fondamentalmente è proprio quello: cercare di buttare in mezzo a tante informazioni il messaggio, perché tanto prima o poi quello che sbaglia lo becco, no? Quindi proprio perché arrivano tanti messaggi da parte del gruppo, altrimenti non sarebbe stata una truffa. Loro approfittano semplicemente del fatto che sanno che alla popolazione arrivano tanti messaggi da parte dell'ospedale X, piuttosto che del CUP, piuttosto che di altri enti, quindi nel mezzo dice mi ci butto anche io, perché tanto uno di quei messaggi prima o poi qualcuno... Il modo, diciamo, di trovare una soluzione è quello di verificare sempre, quindi sentire effettivamente il CUP, provare a chiamare anche giorni prima. Avete provato a contattarmi? Non sapendo se fosse una truffa ho ricevuto sì un messaggio, non sapendo se fosse una truffa però vi ho contattato, vi confermo l'appuntamento. La verifica vera e propria si può fare solamente così, perché poi tra tutti i messaggi che vi arrivano naturalmente è difficile. Adesso, a meno che, ripeto, non sono messaggi, come vi dicevo prima, grossolani, quindi c'è l'errore di ortografia, piuttosto che CUP, anche il modo in cui li scrive, no? Magari normalmente il CUP le scrive in modo con la sua email piuttosto che con l'SMS, CUP tutto grande, maiuscolo, e magari l'email, il messaggio che vi arriva con la C grande, la U grande e la P piccola. Quello già è un motivo per capire e cercare di scoprire che quella fondamentalmente è una truffa. Il CUP non lo sta mandando via email, sta mandando tramite SMS. Basta deve controllare la ricetta di prenotazione
informazione se corrisponde e poi eventualmente cliccare sì o che sarà presente. Esattamente. La cosa migliore è quella fare sempre una doppia verifica, senza andare diretto lì sul messaggio arrivo, esattamente. Anche fate attenzione quando aprite i messaggi, perché magari avete il telefono, avete la visione sul telefono e quindi automaticamente cliccate magari il link che c'era sul messaggio per errore. Cercate di fare attenzione. No, perché da poco a me è arrivato un SMS in cui chi mi ha chiamato era un mio carissimo amico e mi avrebbe chiamato telefonicamente Francesco, invece qua c'era ciao Kenya, non l'ho aperto, Certo. mi potresti mandare 985 euro per cure dentarie? Aspetta che Quindi avevano coronato il numero di telefono e quindi chissà quante persone hanno dato questa richiesta. però sul grande numero c'è qualcuno perché magari qualcuno stava aspettando anche un amico che gli scrivesse di dargli una cifra, non lo possiamo sapere, però sul grande numero può capitare. Se amico non mi chiama ciao, Certo. mi chiama praticamente. Questo sicuro. A proposito delle chiamate poi anche telefoniche, un piccolo consiglio, anche a me arrivano decine di chiamate da numeri strani, esteri, Gran Bretagna, Polonia, di tutto di più, anche quelli italiani. Nella maggior parte dei casi li evito totalmente, è normale, quelli esteri li evito al 100% perché tanto è inutile che rispondo. Quelli italiani diciamo che dipende, principalmente quelli che mi possono sembrare dei numeri di telefono di cellulare, quindi delle chiamate di persone che possono avere bisogno di me piuttosto che di amici, numeri che materialmente io non ho. Nel momento in cui rispondo, ok, fleggo per rispondere, io normalmente faccio silenzio, quindi aspetto che sia l'altra persona a parlare, perché due sono le cose: o intelligenza artificiale piuttosto che una macchina e quindi automaticamente parte ciao Amazon ha accettato il tuo curriculum, perché queste cose strane purtroppo ci sono, quindi automaticamente capisco e chiudo. Oppure può essere qualcuno che effettivamente ha bisogno di me e prima o poi nel momento in cui ha bisogno di me mi deve parlare, quindi automaticamente vado per esclusione. Quindi il consiglio che do nel momento in cui non lo conoscete, o a meno che non vi esce anche scritto sul telefono, e su alcuni telefoni lo fa, esce scritto spam, ok? Quelli li potete cassare tranquillamente, altrimenti il consiglio che vi do è di aspettare, vedere chi è che mi sta contattando. E non rispondere mai sì. E non rispondere esattamente, ok, certo, sì, mai sì, perché giustamente come diceva la signora, approfittano del vostro sì e vi ritrovate il giornaletto ogni settimana a casa, perché quel sì per loro è una conferma vera e propria, perché i contratti adesso li possono accettare anche via filo, tramite telefono. Per quello giustamente la signora diceva non rispondere sì, perché vi ritrovate poi il giornaletto, come vi accennavo, a casa, e l'abbonamento a un qualsiasi ente, piuttosto che Energia, piuttosto che tante altre. Quindi fate attenzione anche a questo. Altri dubbi, domande? Scusi, praticamente i truffatori sono sempre un passo avanti rispetto alle cose ufficiali. Fondamentalmente un passo avanti relativamente, nel senso che comunque loro giocano sul grande numero e nella folla, perché si mimetizzano in mezzo a tante persone e cercano di prendere il povero sfortunato di turno che in quel momento hai passato una brutta giornata, sei tornato dal lavoro, sei stanco, ti arriva il messaggio, ti scrivono pure i carabinieri e ti dicono ti stiamo venendo a prendere a casa. Uno un attimo inizia pure a sbarellare e dice devo vedere che cosa sta succedendo perché devo capire. Può capitare, però ripeto, è quello che cercano di fare, di prendere sul grande numero, perché prima o poi qualcuno purtroppo ci può cascare. Ripeto, non è neanche semplice adesso distinguere quale è un SMS truffa e quale è un SMS effettivamente del tutto, perché si sono perfezionati sempre di più. Con il passare del tempo, facendole, si sono perfezionati sempre di più.
Chiedo, Sì. il contratto telefonico orale, cioè voce, è legale o non? Effettivamente loro vi stanno facendo la chiamata e voi rispondete sì, automaticamente non c'è molto da fare. Non c'è molto da fare. Ci giocano su questo, per quello dico, bisogna stare certo, sì, anche la voce, ripeto, abbiamo sempre poi le stesse cose che dicevo prima, l'intelligenza artificiale, non ci vuole niente a clonare la vostra voce, quindi la riprendono un attimo e ci fanno delle frasi intere, magari tramite il vostro semplicissimo sì. Per quello bisogna fare attenzione. Questa cosa di intelligenza artificiale è stata una cosa, ormai anche quella che si vede non è più reale. È tutto... Ascolti, un'altra domanda. Voi entrate nelle votazioni, cioè chiamate prima. Le faccio un banale esempio. Chiamiamo prima, tra virgolette. Sì, prima era la prima. Stiamo venendo a controllare se viene alla casa delle armi. Ok, allora innanzitutto l'esempio che ho Sto fatto facendo l'esempio sì, banale. sì. L'esempio che ho fatto prima era semplicemente un esempio fatto per farvi capire la truffa, nel senso che nel messaggio c'era scritto dobbiamo vedere delle pratiche urgenti, siamo i carabinieri e dovete cliccare questo link. Stiamo venendo a casa, è un esempio molto giusto per far ridere un po'. È naturale che noi quando veniamo a casa e abbiamo naturalmente delle buone motivazioni per venire a casa, mi sembra anche piuttosto normale che non avvisiamo, quindi veniamo, punto e basta. Perché poi dopo con l'autorità giudiziaria scrivete tutte quante le carte, ma fondamentalmente se abbiamo delle motivazioni per venire, io non ho motivo di annunciare la mia venuta a chiunque piuttosto che alla persona che sta andando a casa. Però non chiedono soldi per caso. Come? Per caso non chiedete soldi, dicono. Anche in quel caso non chiediamo soldi, Sempre lì. in ogni caso non chiediamo soldi, su questo ci possiamo dormire la notte, però è naturale che nel momento in cui io devo entrare a casa troveremo sicuramente, anche qui, esempio dei truffatori che vi dicevo prima, il finto carabiniere, il telefonista e poi quello che si presenta a casa, qui ci ricolleghiamo bene. È normale che io cercherò naturalmente di venire con personale uniforme, quello in primis, se ne ho a disposizione. Nel momento in cui non ho a disposizione personale uniforme, nulla ci vieta di poter entrare a casa delle persone, anche in borghese. È normale che nel momento in cui io sono in borghese, per entrare a casa di una persona esibirò il tesserino, quindi la mia tessera, ok? Ho un tesserino con la mia fotografia e arma dei carabinieri, zecca dello Stato. È un tesserino che è fatto dalla zecca dello Stato e che quindi è valido a tutti gli effetti. Okay? Quindi è naturale, piuttosto che anche la placca, fare attenzione anche alla placca, innanzitutto che sia matricolata, ok? Perché non è detto, perché molto spesso queste persone si possono anche presentare con una placca, vedete effettivamente sì, caspita, la placca dei carabinieri, però è una di quelle che si possono comprare tranquillamente in arteria, piuttosto che sì, non le possono magari riuscire a racimolare. Nel momento in cui hanno una placca, ok, perfetto, possibile vedere il tesserino per essere sicuri, perché sinceramente non... E poi ripeto, nel momento in cui stanno facendo una truffa vengono anche per chiedervi soldi, ok? I monili in oro piuttosto che tutto quello che avete in casa è per portarlo via, quindi già partiamo dal presupposto che anche dovessero riuscire ad entrare a fare tutte le, diciamo, le operazioni del caso, non vi rilasciano nessuna carta che attesti che loro sono stati lì se sono truffatori, quindi non vi rilasciano verbale di perquisizione. Nel momento in cui è tracciata di qualcuno devo automaticamente rilasciare il verbale di perquisizione, perché ho fatto la perquisizione a casa tua, devo parlare con la procura, devo parlare con il magistrato di turno, sono tante carte che comunque si mettono in mezzo. Questa gente prende, anche in caso dovesse riuscire ad entrare, entra, prende quello che deve prendere e se ne va, senza lasciare traccia, senza cercare di far capire naturalmente chi fossero, quindi fate attenzione anche a questi dettagli, ma il diavolo sta nei dettagli. Ok? L'abbiamo tutti detto per quant'è che cosa? Perché quindi non è che siamo esenti. Esattamente. Prestate attenzione anche magari a come queste persone vengono, ok?
fate attenzione anche a questo, perché non è detto che vengano, è normale, se vedete la macchina dei carabinieri sotto i colori di istituto, la gente in uniforme, è naturale, quelli sono i carabinieri. Nel momento in cui vedete però questa persona che scende da un taxi, piuttosto che scende da una macchina in targa civile, anche qui riparliamo, perché possiamo ritornare nel caso in cui magari io sono in borghese, stavo effettuando un servizio, vengo e devo entrare a casa perché ho dei sospetti piuttosto che delle motivazioni, naturalmente, e poi ci ricolleghiamo sempre al discorso che vi ho fatto poco fa. Però prestate attenzione, perché a volte possono venire magari in taxi piuttosto che a piedi, li vedete arrivare a piedi da lontano, piuttosto che con macchine che non conoscete, e anche quello potrebbe essere un segnale che siano dei truffatori, che possono essere macchine a noleggio e non per forza macchine dell'amministrazione, sebbene naturalmente noi abbiamo delle targhe naturalmente di Se dovesse capitare che vedete qualcosa di strano, anzi, fatela una chiamata. magari a maggior ragione in questi, diciamo, in paesi come Bitti, dove comunque bene o male la faccia del carabiniere, anche quello neoggiunto, si conosce. Nel momento in cui viene qualcuno e vi dice siamo i carabinieri di Bitti, vai a attendere il giornalista. Fondamentalmente anche con il passaparola, come diceva giustamente Giorgio, fate una chiamata per verificare, piuttosto che chiedetegli naturalmente il tesserino, se ve lo possono mostrare, ve lo mostreranno, piuttosto che controllate anche che la placca abbia una matricola incisa sopra, perché anche questi sono dettagli che comunque vi possono piuttosto che naturalmente anche l'avvocato. Chiamate subito l'avvocato, ci sono i carabinieri a casa mia, che cosa devo fare? Puoi venire? Okay. Bisogna avere due telefoni però, uno che sta Allora, i truffatori e l'altro per verificare. A proposito di questo, per quanto riguarda la truffa del finto telefonista, loro cercheranno di bloccare tutti i vostri collegamenti, ok? Quindi tutte le vostre utenze telefoniche, a meno che non sono utenze telefoniche non conosciute o magari non si aspettano di trovare una determinata persona in casa, tipo, non lo so, faccio un esempio molto banale, la badante piuttosto la signora che vi viene a dare una mano a fare le pulizie, ok? E cercheranno di bloccarvi tutti i contatti con il mondo esterno, proprio per evitare di fare che cosa? Di farvi sentire con i vostri figli, i vostri parenti, perché nel momento in cui vi chiamano e vi dicono vostro figlio ha fatto un incidente e dovete darci dei soldi, voi sarete lì che ci avrete tutte quante le utenze e cercheranno di bloccarle, di intasarle e di tenervi al telefono. Quindi non vi faranno allontanare per andare a prendere un secondo telefono piuttosto che un secondo numero, piuttosto che prova a chiamare mio figlio, no, cercheranno di bloccarvi in tutti i modi possibili e immaginabili tenendoli al telefono. Quindi fate attenzione anche naturalmente a questo, perché vogliono evitare di fare che cosa? Di darvi la possibilità di sentire effettivamente vostro figlio, perché lo chiamate e vi dice no, guarda, sto in vacanza, sto al mare, grazie di Dio non mi è successo niente. Quindi fate attenzione anche a questo. Domande, perplessità? C'è un'altra domanda? Grazie. Se aspettate un attimo facciamo un rifresco, ci prendiamo un morto.